Evento che è il nono, organizzato da un gruppo di volonterosi e amanti di questa razza, lo Shiba Inu, che è una razza giapponese, una razza molto antica, che è stata scoperta da un bel po' di tempo anche in Europa, ma soprattutto in Italia. È una razza molto bella, molto affascinante, regala molte sorprese, è una razza da tenere sì, anche in appartamento, però ha delle sue esigenze particolari. Questa razza va trovata soprattutto dagli allevatori certificati dell'ENCI, quindi Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Non va acquistata assolutamente presso negozi o quant'altro, in quanto i cani possono avere delle problematiche sia a livello di fisico sia a livello comportamentale se non allevati in dovuta cautela o in dovuta maniera. Qui ho con me un esemplare, una cucciola che ho dato un po' di tempo fa a dei signori che me l'hanno gentilmente prestata per questa occasione, in questo momento, e ha quasi 2 anni ed è una cucciola molto socievole e molto bella. Due parole velocissime sull'origine giapponese di questa razza? È una razza che è proprio autoctona del Giappone. È una razza che ha rischiato di scomparire per 2 volte, prima con l'avvento della colonizzazione da parte degli europei e degli americani, che avevano esportato anzi in Giappone i loro cani e hanno in qualche maniera contaminato questa razza che era pura. La seconda volta durante la seconda guerra mondiale per una malattia, il cimurro, e soprattutto anche perché purtroppo, visto che lì il Giappone è un'isola, anche per mangiare il cane e per usare la pelliccia di questo splendido cane che ho in braccio io. Un saluto a tutti gli appassionati di questa razza e ci vediamo il prossimo anno probabilmente qui ancora alla Brussa.